Amici bellini, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente di nuovo alla vigilia di una partita di pallone. Io non ce la facevo più, sinceramente basta parlare di cose vaghe, vacue e nazionali inutili, però sono utili, lo sappiamo, vediamo anche cose interessanti. Ma basta, il Napoli, hai presente il Napoli? Cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono proprio disonesti, ma guarda, rumori incredibili, rumori. Ma avete parlato un pochino almeno, cioè vi siete chiariti, cioè non chiariti, nel senso tu hai espresso, lui non fa niente. No, ma quello è timido, non Tenete parla. pure la stessa voce, è una cosa strana. Non lo so. Ma forse siete fatti l'uno per l'altro, non lo so però. Tu dici, speriamo. A me mi Sì, piace secondo me tanto. dovresti fare tu un po' la preziosa. Come? Sì, sono regole non scritte di vita. Scusatemi, abbiate pazienza. Qua abbiamo situazioni in cui sembra, sai chi sembra? Mi ricorda il Weekend con il morto. Avete presente che guarda fissa con gli occhiali così? Signori miei, finalmente possiamo parlare un po' di campo. Sono ipotesi di formazioni, sono ipotesi di piano di gioco. Però finalmente possiamo parlarne. Ovviamente ci sono delle cose che ci tengono ancora un po' in sospeso. Adesso io che registro è martedì, voi che state guardando adesso è martedì e quindi voi mi potete scrivere sotto nei commenti se ci sono delle novità mentre io dormo, ovviamente. E mi riferisco ai tamponi, mi riferisco a tutte queste cose, ma adesso ne parliamo. Tra l'altro, iscrivetevi al canale Telegram. Iscritti al canale Telegram, iscritti a questo canale, lo siete, sì, è vero, avete lasciato il like a questo video perché vedo che i like vi state dimenticando, ma se io non ve lo chiedo è I normale. youtuber Se bravi tu lo non- chiedono, lo devi chiedere. Pure insista. Chi è iscritto anche al canale musicale Valerio Fluido, ieri ha già avuto una sorpresa. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes para que el rumori, ¿Para que qué? Perdóname, es que se cortó un poquito. i rumori? Una sorpresa all'interno di una sorpresa e quindi quei pochi che già hanno visto lo sanno e meritano di sapere. Voi sotto nei commenti non spoilerate, zitta chissà poi yuc. Ma comunque, senza indugio, andiamo a vedere se io faccio così per esempio. Che succede? Succede la formazione questa qua, che però andiamo a vedere bene. Perché io qua scrivo Meret oppure Nikita Contini di cui si dice un gran bene? Perché? Perché la notizia è che per esempio il Sassuolo decide di lasciare fuori dalla squadra quelli che sono venuti dalla nazionale per precauzione, perché non si può mai sapere. Allora se questo è vero, nonostante i tamponi negativi del Sassuolo, non vorrei una precauzione ulteriore anche nei riguardi di Meret, di Insigne e di Di Lorenzo. Potrebbe essere una cosa insomma che passa per la mente, non lo so se è proprio così, ma qualcuno ipotizzava che se nel caso fosse, ma se io fossi stato, praticamente ci troviamo che Ospina ancora mano eccetera eccetera, Meret e Birtù, e quindi ci ritroveremo Nikita Contini di cui si dice un gran bene. Ragazzi, questa è la partita in cui qualsiasi cosa succede avete ragione tutti e abbiamo torto tutti, nel senso che io ho già detto il Crotone e il Trappolone, quindi se succede qualcosa che non va bene ho ragione io, ma avrà ragione anche chi dirà il Napoli non è buono quindi Gattuso out. Se succede qualcosa avranno ragione di dire Gattuso out perché non puoi perdere con l'ultima in classifica, la devi asfaltare 17-0, ed è giusto, ed è anche giusto. Ma poi se il Napoli vince allora vedi aveva ragione Gattuso che ha fatto bene il turnover eccetera eccetera. Se invece poi non fai il turnover dovevi fare più turnover, se invece le fai troppe ne hai fatte troppe, domani sarà la situazione in cui avranno tutti ragione. Però dov'è che stanno gli unici dubbietti? Allora Di Lorenzo dovrebbe giocare se non succede il fatto della precauzione, e vabbè. Dubbietto Manolas Rachmani, perché Rachmani insomma doveva partire un piccolo affaticamento muscolare, è partito e rientrato, insomma comunque non ha potuto giocare, potrebbe non essere al meglio. Credo che Manolas possa essere in vantaggio sotto questo punto di vista e credo che Maksimovic abbia il posto come l'unico che imposta un pochino meglio, e lasciatemi fare le quote
un pochino meglio perché non è così. Dopodiché, idem si dica per Mario Rui Yusai, nel quale dobbiamo ricordarci che ci sono i diffidati, quindi dato che la partita dopo è quella che noi sappiamo e non diciamo, ovviamente, i diffidati sono Lozano, Mario Rui e Demme. Ovviamente Demme non entra in questione perché è anche infortunato, ma abbiamo Lozano e Mario Rui diffidati. Può essere che Gattuso pensi il Mario Rui diffidato me lo conservo e faccio giocare Yusai, questo se Yusai non deve giocare poi a destra al posto di Di Lorenzo, quindi questo è un dubbio. Fabian io credo che giocherà con Gattuso, se Fabian sta bene gioca sempre Fabian. E poi c'è il dubbietto bobottico, io credo che giocherà Bakayoko, credo che Bobotta abbia perso, non si veda più nei radar, però resta un dubbietto anche perché io lo preferirei, io lo vorrei vedere un pochino in azione, il nostro Bobotta dal culo molto largo che si giostra nel campo eccetera eccetera, qualche lancio ragazzi, perché il Crotone è squadra che, credetemi, qualche gol lo segna pure e lo stavo un pochino studiando da quando è arrivato Cosmi, però prendono molti gol, allora tu li devi attaccare, se li attacchi una continuazione qualche gol lo devono concedere assolutamente. Però a livello di attacco il tacchino mi dice che hanno un attacco meglio del Parma, del Cagliari, del Benevento, del Genoa e anche dell'Udinese. Hanno fatto 32 gol, queste squadre che vi ho appena detto hanno fatto meno gol del Crotone. Capito? Quindi qualche gol lo possono pure fare. Attenzione a Messias, attenzione a Simi, che comunque il nigeriano, capito? La sfida nella sfida dei nigeriani, eccetera, eccetera. E attenzione perché hanno recuperato anche un as, probabilmente non recuperano Cigarini al 100%, però forse anche Luperto. Che recuperano Luperto a me non dispiace, sinceramente, perché non sta facendo una stagione poi esaltante. Però un as è la siringa dietro l'angolo. Io l'ho studiato per bene, sia al Cagliari sia al Crotone, si prende delle pause incredibili mentre sta giocando, si scoccia, non accorcia. Col Napoli scordatevelo, col Napoli farà la partita della vita se giocherà. Ma andiamo avanti, proprio andiamo avanti in avanti. Io ci ho messo il signor Elmas, ma sapete perché? Sempre per il dubbio che voi mi risolverete nei commenti sul tampone non tampone di Zielinski, il mio Zielinski, nel senso che positivo al tampone dal rientro delle nazionali, negativo al primo tampone con il Napoli a Capodichino, insomma non si sa qual è, quindi si parla di falso positivo, si parla di carica virale che ancora ragazzi non fatemi dire termini scientifici che insomma si stanno riempendo la bocca alla gente, tutto può essere la variante del Covid, il Covid lo puoi riprendere a quanto pare eccetera eccetera, però ci sarà un terzo tampone molecolare che ci darà la conferma se effettivamente è ancora positivo o meno. Nel dubbio, ma a prescindere, io spero che sia negativo e che possa andare in panchina e io farei giocare El Masso dal primo minuto perché se lo merita, perché sta in grande fiducia, starà esaltatissimo, farà il pazzo e se il Crotone concede qualcosa fatemelo vedere sotto punta dietro Osimhen che ci divertiamo, se Osimhen fa il suo movimento che deve fare e si porta appresso un paio di loro, facciamo entrare Elmas là che può fare come Zielinski, solito fatto, se Insigne sta bene gioca Insigne, se non c'è il fatto della precauzione, e si poteva pensare un Lozano da quella parte, ma io credo che Lozano, essendo diffidato, lascerà il posto a Politano, comunque che viene da ottime prestazioni, e quindi Lozano potremmo vederlo magari nel secondo tempo mettere qualche minuto. Comunque con la sua nazionale ha giocato tutta la partita, ha segnato pure, quindi facciamo così, noi ce li manteniamo. Mertens fatti mezzo tempo perché gioca tutta la partita con il Belgio, gioca 2 partite, prende botte, cosa, a spalla, se ne... cioè capite dov'è l'equivoco? Cioè uno fa tanto per mantenersi i giocatori in un certo livello, farli entrare in forma piano piano, non rischiare eccetera eccetera, perché quando rischi, fortunati come siamo quest'anno, non ce ne va bene una, vanno in nazionale, non se ne fottono proprio, giocano tutta la partita, non va bene. Ma credo che ci ritroveremo Osimhen questa volta titolare. Ha recuperato anche Petagnone, quindi probabilmente avremo delle chance in più anche di far rifiatare chi deve rifiatare ad un certo momento. E ragazzi,
questa è: io domani registrerò la reaction come ai vecchi tempi, dopodiché dopo 2 ore e qualcosa dalla reaction, dall'inizio della partita, andiamo live per i commenti successivi, gli sfoghi, i commenti, gli spottini, le cose, le storie d'amore con Rita e Gio Pellecchia, con Prassede e Concetta e tutti questi personaggi. Dov'è Saverio Solito? Non lo so, ce l'avevo qua in tasca. Voi insieme ai like, voi lasciate like, io cerco mio fratello. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500, dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è sta tasto, da Saverio Solito, non mi ricordo come mi chiamo.